italiani. Abbiamo chiuso l'anno con un taglio di 35 milioni di euro al fondo patronati, cifra sicuramente molto ridotta rispetto alla cifra di partenza di 150 milioni che il governo avrebbe voluto detrarre dal fondo patronati, però avevate preannunciato una riorganizzazione anche al vostro interno, oltre che una riflessione sulla riforma dei patronati che con la legge di stabilità è già stata avviata in riorganizzazione. In che modo? Noi siamo intanto grati a tutte le persone che ci hanno sostenuto, perché nei mesi di iniziativa per far comprendere il valore del patronato abbiamo avuto il sostegno davvero di tante persone, anche attraverso il web, che proprio hanno dimostrato che sono con noi sul valore del patronato e dell'assistenza gratuita e universale che noi offriamo. Questo ha aiutato molto anche per ottenere il risultato, che è un indubbio risultato, nella riduzione del taglio del fondo dai 150 ai 35 milioni. Ora, questo evidentemente comporta in ogni caso un bisogno di riorganizzazione all'interno dei patronati, almeno noi ce lo siamo posti questo problema come patronato Inca. E noi pensiamo che la riorganizzazione debba essere sempre di più nel nome dell'efficientamento interno, con tanti sacrifici, certamente. Parlo di sacrifici dal punto di vista retributivo e anche noi sì dal punto di vista occupazionale, ma con una profonda revisione anche di quelli che sono, diciamo così, di quello che può essere il modo migliore per unire il decentramento territoriale, del quale siamo fieri, e quindi la possibilità di dare una risposta diffusa sul territorio, con diciamo così, una razionalizzazione che poi significa anche tagli per quanto riguarda invece la possibilità delle presenze, e quindi una razionalizzazione dei tempi a disposizione di questo processo sul territorio. È evidente che in questo abbiamo bisogno di usare al meglio e al massimo tutti gli strumenti offerti dalla tecnologia, quindi stiamo facendo anche dei grossi investimenti per quanto riguarda la strumentazione informatica. Abbiamo bisogno di lavorare molto sugli aspetti dell'accoglienza, con i delegati, quindi con le persone che sono sul luogo di lavoro e che possono costituirci anche elementi di filtro, di preparazione, di accoglienza, diciamo così, nel rapporto, in una consulenza di carattere generale, in modo tale che le persone che vengono al patronato siano già preparate di ciò che loro serve e anche della caratteristica del loro bisogno, e quindi noi cerchiamo di lavorare in un'operazione che sia il più possibile, diciamo così, fare tesoro del tempo che abbiamo a disposizione per fare in modo che la riforma successiva, che le modalità, gli adempimenti alle quali è chiamato lo stesso Ministero del Lavoro siano degli adempimenti che arrivano su un terreno pronto e già riorganizzato, che è quello del nostro patronato. Certo, in questa legge di stabilità ci sono dei punti di criticità ancora per quanto riguarda la riorganizzazione del patronato, perché se da un lato noi pensiamo che, diciamo così, i criteri che vengono identificati per quanto riguarda i requisiti che deve avere un patronato per essere riconosciuto, sono criteri che danno l'idea, dimostrano l'intenzione di non voler riconoscere strutture troppo fragili. È però vero che secondo noi il percorso che avevamo fatto al Ministero del Lavoro nella commissione specifica, adesso deputato, di ragionare a criteri di qualità oltre che di quantità, a nostro parere dovrebbe essere rilanciato, perché è soprattutto la qualità che dovrà determinare
le condizioni per la riconoscibilità e la sicurezza di rapporti con le persone. La cosa che invece preoccupa è il messaggio che viene dato nella legge di stabilità circa il fatto che nel 2016 ci sarà la esigenza di rivedere i criteri di finanziamento anche alla luce dei nuovi spazi di finanziamento che vengono previsti per i patronati, e quindi la modifica sostanziale all'articolo 10 della legge 152. Lì vorrei essere un attimo precisa. Da un lato vengono previste e confermate attività sulle quali è possibile sviluppare convenzioni con il privato o con il pubblico. Secondo noi è una cosa positiva, perché il pubblico e il privato si avvale sempre di più del lavoro dei patronati. Questo risponde ad un processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che si riorganizza così prepotentemente e che chiede l'aiuto dei patronati. Credo che debba essere disponibile a costituire e a realizzare con dei patronati delle convenzioni anche onerose per far sì che i patronati possano assumere questi ulteriori oneri. E noi siamo pronti. La parte più problematica è invece quella dove si identifica la possibilità invece di chiedere un contributo economico in termini di compartecipazione ai costi da parte degli utenti. Noi questo la vediamo come molto negativa, perché se, dicevo prima, non abbiamo nessun problema a lavorare in termini di convenzionamento con gli enti pubblici o privati, o come abbiamo fatto anche con i fondi pensione, per offrire un servizio alle persone di qualità e maggiormente efficienti, in un ambito però economico che non li vede interessati alla partecipazione ai costi, quando invece si parla di prestazioni magari già oggi previste gratuitamente, che però vengono sottoposte ad una possibilità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza, noi pensiamo sia molto pericoloso per il futuro dei patronati, per la missione, per la natura giuridica dei patronati, ma soprattutto rischia di essere ingiusto per le persone. Adesso faccio un esempio che non riguarda il patronato ma riguarda i CAF. C'è stata una grande difficoltà nel ragionare con l'INPS per la rettifica, per l'aggiornamento della convenzione per le ISEE, in un contesto normativo nel quale la compilazione delle ISEE comporta il doppio del tempo rispetto a prima. Da quel che risulta il Ministero e l'INPS dicono no, ci si discosta dai costi precedenti, dall'importo precedente di convenzionamento. Quindi questo significa che i patronati, i CAF dovrebbero lavorare in perdita, perché se lavori per un tempo doppio continui a percepire lo stesso compenso, lavori in perdita. La soluzione che viene prospettata è quella di una possibile tariffazione a carico dell'utente. C'è solo un problema in tutto questo, che la ISEE è una dichiarazione sostanziale di povertà, perché se fai la ISEE è perché pensi di avere delle condizioni di reddito così disagiate da avere bisogno di un sostegno agevolato all'accesso ai servizi. Beh, il pensare che per difficoltà nell'aggiornamento della convenzione poi quel prezzo si fa pagare al cittadino, e in questo caso il cittadino povero, rischia di diventare la stessa condizione che viene prevista per i patronati. Ci sono meno risorse pubbliche, i patronati non riescono a reggere rispetto a una condizione economica che rischia di diventare non sostenibile. Bene, fatevi pagare dal cittadino. Questo è un grosso problema che non attiene solo a come i patronati sopravvivranno, ma attiene soprattutto a un problema di giustizia sociale, perché spesso queste soluzioni sono inversamente proporzionali al bisogno. Qualcuno potesse arrivare a pensare che si applica una tariffazione sulle disoccupazioni, cosa che si è già sentito aleggiare più volte, significherebbe applicarla su chi ha perso il lavoro e vive in una condizione di disagio.
Ecco perché io penso che questa parte qua il Ministero debba far presto a chiarirla, a fugare ogni dubbio e a svolgere un ruolo positivo che non sia soltanto quello del come precostituire le condizioni perché il taglio di 35 milioni possa diventare più alto, quanto soprattutto a farsi carico, in quanto trattasi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un'idea di socialità, questo sì, e di un'idea di come proteggere i cittadini attraverso i patronati e non come proteggere i cittadini e non come invece caricare i cittadini nel rapporto sia dello Stato che dei patronati. Quindi non è tanto un problema del ragionare, diciamo così, pro domo mea rispetto a come può sopravvivere il patronato. Il punto è che impatto c'è sul cittadino rispetto a tutte queste politiche. Noi difenderemo fino all'ultimo minuto questa idea della gratuità, della universalità dell'insieme dei servizi. Poi certo, è chiaro, se ci si chiede di fare un servizio aggiuntivo del tutto diverso, facoltativo, sulla quale ci possa essere anche una compartecipazione, non succede niente. Il punto è la base dei servizi, dei diritti di cittadinanza e della base dei diritti sociali che dovrebbe essere salvaguardata. Questo è un tema ancora tutto aperto. Il Ministero del Lavoro non ci ha ancora chiamato, non abbiamo idea di che cosa sarà intenzionato a fare, ci aspettiamo al più presto che venga aperto un confronto, un tavolo, uno spazio di trattativa che ci permetta di confronto più che di trattativa, che ci permetta di capire quali sono dietro a quelle parole del legislatore le reali intenzioni del legislatore medesimo e del governo. Avete una qualche proposta da avanzare sulla quale iniziare il dibattito? Noi non abbiamo ancora fatto il confronto col CEPA, tanto vorremmo che, diciamo così, chi ha steso quella norma ci spieghi che cosa intendeva, svegli le proprie intenzioni. Noi sappiamo per certo che, come ho cercato di dire, oltre all'efficientamento interno devono esserci criteri di qualità da un lato nel rapporto tra patronati e ci deve essere, diciamo così, uno spazio di apertura, così come ho detto, per attività ulteriori aggiuntive, ma un grande bisogno di protezione dei cittadini più deboli per quanto riguarda l'accesso a diritti costituzionalmente garantiti. In questo periodo c'è stata una grande, diciamo, coesione all'interno del CEPA. Nel prossimo futuro porterete avanti, prevedete, sì. Ecco. No, penso di sì, gli interessi sono comuni, adesso dobbiamo ricominciare dopo la chiusura, diciamo, della legge di stabilità, dobbiamo ricominciare, continuare il percorso insieme, penso che ormai è, diciamo così, con la franchezza reciproca che ci contraddistingue, un percorso che cercheremo di portare avanti insieme. Il punto qual è? Che i patronati sono tanti. Nella battaglia per la riduzione del taglio del fondo, il CEPA ha fatto una grande azione anche per gli altri, perché poi se ne avvantaggiano tutti. Quindi il problema non è tanto quanto il CEPA riuscirà ad essere unito, il problema è che anche l'insieme degli altri patronati dovrebbe davvero realizzare che il problema è comune, è di tutti e che non ci si può affidare a un raggruppamento per la battaglia per ridurre i tagli e poi magari dare delle disponibilità al Ministero per raggiungere condizioni che sono esattamente contrarie all'idea di tutela delle persone, perché la riduzione del taglio era funzionale non alla sopravvivenza dei patronati, era funzionale ad una idea di tutela e ai diritti dei cittadini. Non si può dire sopravviviamo noi adesso e poi apriamo un tavolo nel quale diciamo che i cittadini devono pagare. Quindi il problema non è tanto all'interno del CEPA quanto il bisogno di ritrovare una sintonia comune sulle idee di tutela tra tutti i patronati nel rapporto col Ministero. Ci sarà un sostegno per questa coesione, questo dialogo fra i
vari raggruppamenti? Intanto il dialogo va ripreso e non è... No, io credo che i raggruppamenti ci sono, hanno una loro funzione, bisogna cercare di riflettere insieme, di lavorare insieme. Ecco, questo non credo che servano sovrastrutture. Questa riorganizzazione dei patronati coinvolgerà anche le sedi estere? Sì, il processo di riorganizzazione e di razionalizzazione dovrà esserci anche nelle sedi estere, sapendo che è ancora più delicata la materia, perché se in Italia si lavora su una gamma di attività molto vasta e anche gli spazi per il convenzionamento possono essere molto vasti, per quanto riguarda l'estero invece il punto di riferimento in termini trasparenti può essere solo uno, e cioè, posto che già ora stiamo facendo tanta azione in surroga rispetto ai consolati che si ritirano, posto che già ora i consolati stanno appaltando all'esterno tantissime attività a costi decisamente rilevanti, per le attività per le quali poi comunque i cittadini vengono ai patronati, forse sarebbe utile mettere in chiaro qual è il rapporto tra le sedi consolari e quindi le istituzioni italiane all'estero, i patronati e il rapporto con i cittadini, in modo tale che l'attività che già facciamo venga pienamente riconosciuta, magari anche ampliata, noi non abbiamo problemi rispetto all'ampliamento, ma riconosciuta non solo perché ogni tanto prendono sul telefono, sarebbe bene che ci faceste anche questo, ma perché venisse riconosciuta anche sul piano, diciamo così, di una legittimazione, di una titolazione, di una rendicontazione da parte nostra e di conseguenza anche di una remunerazione di quel servizio. Perché il vero rischio che si corre è che ci siano delle attività esternalizzate a soggetti terzi, privati, e sono sul piano, ed è una esternalizzazione costosa sul piano economico, per la gestione di servizi per i quali in realtà poi i cittadini si rivolgono gratuitamente ai patronati, poi si chiede ai patronati di riorganizzarsi. Insomma, sarebbe bene fare un po' di chiarezza rispetto a tutto questo. In questo periodo di grande dibattito intorno ai patronati e alle possibilità di ulteriore sviluppo, ma nello stesso tempo a un restringimento dei fondi destinati ai patronati, è venuto fuori un grande sostegno da parte degli istituti previdenziali. Sostegno a parole, il dibattito in questo lasso di tempo, certo è poco, 20 giorni, si è riaperto fra i patronati e gli istituti previdenziali? Io credo che gli istituti previdenziali abbiano davvero misurato con una grande loro preoccupazione che se i patronati non fossero più stati in grado di svolgere il ruolo che stiamo svolgendo, qualche problema, più di qualche, l'avrebbero avuto anche loro. A un certo punto del percorso noi avevamo pure ipotizzato e l'avevamo fatto sapere agli istituti previdenziali che saremmo passati all'invio telematico attraverso posta certificata. Beh, non ho visto degli sguardi molto sereni, anzi, li ho visti molto preoccupati, perché, diciamo così, che le modalità di lavoro comune che si sono sviluppate in questi anni sono attività che hanno aiutato molto la riorganizzazione interna agli enti previdenziali. Se noi ci mettessimo sul serio di traverso, forse avrebbero dei problemi in più. Devo dire che da questo punto di vista anche gli enti previdenziali continuano ad essere parecchio taglieggiati, quindi diciamo così che siamo anche nell'ambito di una sorta di solidarietà reciproca, perché io penso profondamente che un ente previdenziale come l'INPS rischia di essere messo nelle condizioni di far fatica a svolgere le proprie funzioni al suo interno, al pari di come noi abbiamo rischiato di essere messi nella impossibilità di svolgere il nostro ruolo di patronato. Questo rischio lo corrono anche gli enti previdenziali, sia per le risorse che tutti gli anni
gli vengono tagliate, sia per le imposizioni che gli vengono di volta in volta attribuite, nel fare di più o nella gestione interna. Allora, io credo che questo Paese dovrebbe cominciare ad affrontare un tema. Ormai abbiamo 2 enti previdenziali nazionali grandi. L'INPS per quanto riguarda tutta la previdenza pubblica, tutta, e l'INAIL per quanto riguarda tutti i danni da lavoro, non parliamo d'altro. Ora, il tema della autonomia organizzativa, finanziaria e decisionale di questi enti si pone totalmente. Che non sto dicendo che siano enti al di fuori del controllo pubblico, anzi, ma proprio perché sono dentro il controllo pubblico che il pubblico eserciti il controllo e basta. Non farli diventare enti eterodiretti, no? Al di là delle titolarità interne, ma eterodiretti dalla politica piuttosto che dal governo di turno, piuttosto che dal Ministero del Lavoro. Lo dico non tanto per i rapporti con il patronato, ma proprio per il rapporto che hanno questi enti, che devono avere nel rapporto con i cittadini, ed è lo stesso rapporto che devono e dovrebbero avere con lo Stato. Io penso che negli ultimi anni si sia profondamente degenerata questa relazione. Quella verso i cittadini non è esplosa perché è filtrata dai patronati. Quello verso il governo e verso il decisore pubblico a me pare sia profondamente viziata. E questo annuncio continuo della modifica della governance, continuo ormai da 6-7 anni, forse di più, ai quali annunci non fa mai seguito una azione conseguente, se non disegni di leggi presentati dall'uno o dall'altro parlamentare o gruppo politico, non aiuta. L'alternarsi di commissari, presidenti senza una chiarezza rispetto alla mission, gli spazi di autonomia, gli spazi di governo interno e i ruoli precisi, non aiuta. Possono esserci le migliori persone di questo mondo che però nella chiarezza rischiano di non poter dare il meglio di sé, ecco. Quindi non ne faccio un problema di persone, ne faccio proprio un problema di governance. Questo davvero andrebbe risolto. Il nuovo presidente pensa che... Tanti auguri, tanti auguri, e augurando a lui di poter beneficiare di una modifica della governance. Ci sarà quest'anno, nel 2015, il rinnovo oppure un cambiamento verso un'altra banca di Citibank. Il patronato Inca a questo proposito darà qualche sostegno al perdurare del rapporto con Citibank, visto che comunque insomma qualche miglioramento c'è stato, oppure suggerirà ulteriori misure da parte? Naturalmente non ci compete, l'Inca mai potrebbe pretendere o pensare di suggerire qual è il soggetto col quale in una dimensione d'appalto l'INPS possa convenzionarsi per la gestione dei pagamenti delle pensioni all'estero. Diciamo che dopo l'esperienza disastrosa dei primi anni, progressivamente si è affinato, non dico disastrosa verso Citibank, parlo di processo disastroso della gestione della certificazione di esistenza in vita. Progressivamente si è affinata anche, visti i problemi che ci sono stati nel tempo, la modalità con la quale si è lavorato, insomma. Quindi oggi i problemi sono relativamente minori rispetto al passato. Io dico relativamente, perché siamo ancora in un ambito di scarsa chiarezza, di sistema. Lo dimostra il fatto che
quasi tutti i pensionati si rivolgono ai patronati o chiedono un aiuto per l'espletamento della dimostrazione dell'esistenza in vita. Questa attività continua a non essere riconosciuta, continua ad essere richiesta, sollecitata, ma non riconosciuta. Non ne faccio un problema di punteggio, ne faccio un problema di titolarità e di pulizia delle relazioni, come cercavo di dire prima anche nel rapporto con gli istituti previdenziali. Abbiamo una convocazione a breve rispetto alle modalità per il 2015 e per noi è importante poter interloquire rispetto all'esperienza che abbiamo fatto, ai punti di crisi che abbiamo evidenziato e quindi progressivamente andare in un processo di miglioramento. Certo, se i rapporti dell'istituto con gli istituti bancari nella gestione e nella determinazione dell'appalto, perché di ciò si tratta, nella gestione del bando, sono rivolti esclusivamente a come fare a risparmiare e non invece come ottimizzare il servizio, qualche problema rischiamo di averlo, perché è evidente che nelle relazioni si è sentito che c'era un principio anche di economicità che governava il sistema, più ancora dell'efficientamento del sistema.